La cooperativa non ci ha fornito garanzie sufficienti, si è esposta rispetto alle retribuzioni di luglio, ma non lo ha fatto nei confronti delle retribuzioni di agosto e dei TFR che spettano ai lavoratori. Ancora una fumata nera, fallito l'ennesimo tentativo di conciliazione in prefettura tra la Coop Servizi FVG e le 35 lavoratrici che il 3 agosto hanno ricevuto la lettera di licenziamento con decorrenza 31 agosto. Non ci sono solo i loro destini in gioco, ricordano le operatrici che con gli anziani soli e i soggetti fragili del comune lavorano da oltre 25 anni, come Lucia Spinelli e Silvia Lazzari. Tanta amarezza, delusione, sia personale che per quanto riguarda anche gli utenti, perché sono utenti che hanno bisogno di noi. Noi cerchiamo in tutti i modi di sostenerli un pochettino, di tranquillizzarli, però certo è stata una bella batosta. Preoccupano gli stipendi, preoccupa il mancato versamento del fondo pensione, preoccupa anche l'annuncio che non saranno restituiti alle lavoratrici i 750 euro dovuti della quota societaria versata. E noi da almeno 6 mesi, almeno dal 25 di marzo del 2026, dove c'è stato l'ultimo incontro in prefettura con la mancata conciliazione, abbiamo avvisato appunto la stazione appaltante, cioè il comune di Padova, che secondo noi la cooperativa non avrebbe retto nei prossimi mesi. I segnali c'erano già stati da tempo, stipendi pagati in ritardo di qualche giorno, poi di una settimana, poi rateizzati, e solo con l'intervento poi del comune e della prefettura la cooperativa per un paio di mesi si sistemava e cercava di regolarizzare il tutto. Adesso chiederemo comunque un incontro al comune di Padova per capire il proseguo della situazione. Attualmente ha pubblicato una gara che dovrebbe concludersi il 18 di agosto e vogliamo rassicurazioni rispetto all'impiego di queste persone nel nuovo appalto che verrà. Il rischio che non ci siano aziende che si presentino è molto alto, dato anche il fatto che i tempi sono strettissimi, siamo nella settimana di Ferragosto, non dimentichiamolo, e che l'apertura della procedura straordinaria sarà il 18 di agosto. Quindi vuol dire che ci sarà poco più di una settimana per poter verificare chi ha fatto l'offerta migliore, poter poi affidare l'incarico e sperare che ci sia l'applicazione della previsione del codice degli appalti, perché tutto il personale possa essere passato da una parte all'altra con i loro livelli, con le loro scadenze anzianità. La data fondamentale adesso è quella del 18 agosto. Intanto per le lavoratrici e i loro assistiti resta l'incertezza. Seguiamo dei casi anche da 5-6 anni, quindi entriamo apposta in queste famiglie, nella realtà di queste persone, quindi siamo un po' affezionate, sono un po' nonnini nostri e sono quelli che giustamente soffrono di più. Siamo ancora molto in bilico, speriamo che ci sia questa opportunità di continuazione, visto che dopo 20 anni nel territorio questo lavoro insomma a noi ci piace molto.